Benvenuti a una nuova puntata di Spazio Medico, la trasmissione di Piave TV che si interessa della salute dei cittadini e questa volta non è come nei 3 minuti, ma parliamo più ampiamente di un problema. Abbiamo ospite, e voi lo conoscete perché è venuto più volte da noi, l'anima dei diabetici del Basso Piave, perché è così, Giovanni Franchin, che è il presidente dell'Associazione dei Diabetici della provincia, che viene a parlarci delle innovazioni, di qualcosa che ci aveva anticipato ma che adesso ha anche portato e poi lo facciamo vedere. Allora, cosa hai portato? Intanto mando un saluto a tutti e un saluto particolare lo mando agli ammalati, perché ricordo che io sono il presidente dell'Associazione Diabetici Basso Piave e in pratica sono un gruppo di volontari che hanno sentito il dovere di aiutare altri diabetici e le famiglie che si trovano in questa situazione. Quindi, se mi permettete, volevo anche fare un augurio di buon compleanno all'Associazione Diabetici Basso Piave, perché compie 10 anni di attività di volontariato e questo mi fa molto piacere. Quindi volevo ringraziare i soci, ma soprattutto anche voi. Perché? Perché con le vostre telefonate, con le vostre richieste di aiuto, ci aiutate a consolidare i nostri principi di volontariato. Come voi sapete, il diabete è definito una malattia cronica, caratterizzata da un'alta concentrazione di glucosio nel sangue, a sua volta causata da una mancanza di insulina. L'insulina è un ormone prodotto dal pancreas e consente al glucosio di accedere nel sangue e di creare la fonte dell'energia per cui viviamo. Quindi, soprattutto il diabete di tipo 2, tipo 1 e tipo 2 è un diabete cronico, cioè che dura tutta la vita, non si guarisce. Si guarisce del tutto. Però il diabete è una malattia, diciamo, silenziosa. Silente si chiama in pratica. Perché? Perché non se ne accorge. Finché non vengono le e ci si accorge fino a viene. Allora, questo cosa succede? Succede che dobbiamo mantenere i livelli di glucosio e tramite medicine oppure tramite l'insulina direttamente inserita nel corpo, in modo tale da permettere che quanto noi mangiamo si trasformi in energia per il nostro corpo. Oltre allo stile di vita, al movimento, eccetera. Questo comporta anche, come dice il dottore, che deve esserci un stile di vita, deve esserci una conoscenza della dieta, soprattutto, e effettivamente fare anche dello sport. Cioè, noi stiamo troppo seduti in questi anni e quindi abbiamo un aumento di peso e questo aumento di peso carica appunto il cuore, carica e anche diciamo influisce in questa ghiandola che si chiama pancreas. Diciamo che per controllare questo, il diabete noi di media gestiamo 2 parametri. Il primo è il livello della glicemia, il secondo invece l'emoglobina glicata, la quale ti dà il valore medio nell'arco dei 3 mesi. Il gestire la glicemia ogni giorno per il diabetico è molto particolare. Allora, è uscito ultimamente un nuovo strumento, il quale permette con questo tipo di diciamo, apparecchio, metterlo, si inserisce nel braccio e anche sotto la tuta da sci oppure sotto il cappotto, eccetera, basta passare questo strumento ogni minuto e ti misura la glicemia. Sostanzialmente quello è un sensore che si punge la cute, viene inserito e raccoglie il valore della glicemia, letto da un LED qua. Memorizzato perché è memorizzato e ti dà anche il diagramma della settimana, del giorno e tutto il resto. Quindi è una cosa molto importante. E specialmente per i bambini forse. Soprattutto per i bambini, ma anche per il fatto di dire ok, adesso mi controllo costantemente senza pungermi sempre il dito, perché la puntura del dito e vedere sangue dà tutti fastidio. Quindi a questo punto. Poi abbiamo un altro strumento, non è altro che un microinfusore ed è il Demo Kit. Il Demo Kit non è altro che un piccolo microinfusore che viene applicato
al fianco della persona. E questo, tramite un ago, trasmette e lascia passare l'insulina. Se noi, però, a differenza degli altri, non porta cannule, non porta niente, e con un piccolo apparecchio noi possiamo benissimo comandare e dare l'insulina al nostro corpo quanto noi dobbiamo mangiare per coprire quella mancanza che la nostra ghiandola, che il pancreas, non dà. Non riesce a fare. E quindi a questo punto ecco che riusciamo a ottenere. Questo è Voi capite il vantaggio, perché specialmente per un bambino andare a pungerlo sempre, anche per gli adulti, ma insomma... dobbiamo pensare che per un diabetico di tipo 1 fa 4 iniezioni al giorno, sì. Quindi, mentre con questo comanda la quantità di insulina che deve entrare direttamente con un sensore. Ma non solo un bambino, penso che una persona anziana lo mette qui, il parente li mette 10 unità, 12... Questo viene sostituito ogni 3 giorni, si prende, questo non è altro che un caricatore di insulina con una memoria, viene preso e viene... Dicevi, tu sei stato al Senato, sei stato a Roma sì. qualche settimana fa, per ottenere che la Regione Veneta... Noi a Roma, sono stato una settimana fa a Roma, alla Camera, perché sono stati presentati i diritti e i doveri del diabetico, cioè il diabetico ha dei diritti ma anche dei doveri verso la società. Quindi abbiamo presentato questi documenti a una commissione di senatori e di parlamentari che l'hanno confermata e quindi l'hanno firmata e hanno creato anche loro una piccola associazione di diabetici dentro al Parlamento. Quindi questo qua ci fa anche piacere, perché vuol dire portare avanti costantemente il lavoro e una costante diciamo, sensibilità verso i diabetici. Quindi praticamente questo è anche, se vogliamo dire, un mezzo per sensibilizzare il Parlamento, che alla fine dia, siccome la sanità dipende se è centrale, aiuti in regione a far sì che i pazienti abbiano questo. Esatto. Comunque non devono pagare poi alla fine, se ci sarà neanche il ticket, perché poi i diabetici sono esenti su questo tipo di patologia. Sì, in molti casi sì, però nel piede diabetico non sono del tutto esenti e quindi molti devono pagarsi anche le spese. L'ultima innovazione che possiamo dire, e sarà imminente a poco, sarà il PDTA, è il programma di gestione della malattia del diabetico. È un documento che è stato fatto dalla Regione e sarà appropriato a tutte le ASL che si dovranno allineare a quel documento, cioè non avremo più delle cure singole a diabetici, ma bensì una cura che indica al diabetico come si deve curare, la tipologia di visite che deve fare e tutto il resto. Perché questo? Perché sia il diabetologo che il medico di base potranno benissimo gestire i diabetici. Il medico di base, diabetici che non hanno complicanze, mentre il diabetologo, diabetici che hanno le complicanze. Questo per non ammassare tanta gente, tutte da uno specialista che non ha funzione di essere, insomma. In effetti già adesso il medico di famiglia dovrebbe seguire i diabetici, quelli normali, diciamo, ecco, non complicati. È che questo strumento qui, questo programma dovrebbe facilitare proprio la gestione, perché purtroppo il medico di base dovrebbe saper tutto, fare tutto, e non è possibile, insomma. Ecco, esatto. Comunque dico questo, cioè se il medico di base è diciamo il 100% all'altezza di gestire il diabetico che non ha complicanze. Certo. Quindi i diabetici che non hanno complicanze, andare dal proprio medico di base sarebbe l'ottimale. Mentre quando il medico si accorge che ci sono delle complicanze, è logico che li manda direttamente dal specialista. Esatto. Bene, quindi noi adesso abbiamo visto quali che sono le innovazioni. In una prossima puntata vi presenteremo così il gioiellino di quello che anche la nostra USA è riuscita ad avere, non proprio aver l'USA, averla loro, l'associazione diabetici, ma che la mettono a disposizione anche di tutti i pazienti dell'AS. Con ciò vi saluto e ci vediamo fra una settimana, penso.